Benvenute e benvenuti, io sono Sabatina Napolitano, dall'altra parte del mondo si stanno appena svegliando. Volevo semplicemente, iniziare a parlare un po' di scienza, perché ho studiato scienze biotecnologiche, sono laureata in biotecnologie per la salute e poi la laurea magistrale in biotecnologie mediche e insegno dal 2020, quindi ho insegnato sia alle medie che alle superiori. Chiaramente mi sono capitate delle classi alle superiori dove ho insegnato anche la genetica, la genetica mendeliana, il DNA, un po' di DNA recombinante, la struttura del DNA, quindi mi è capitato di insegnare ai ragazzi di questa materia. Ovviamente questa non è una lezione simulata, non si tratta di una lezione simulata né per medie né per superiori, ma si tratta di semplicemente un imprinting, una formulazione di concetti importanti per quanto riguarda la genetica. Quindi passerei direttamente alla presentazione. Benissimo, fondamenti di genetica. Non ho messo immagini perché appunto si tratta di una lezione teorica dove tratteremo appunto della genetica mendeliana e della genetica classica, la genetica molecolare, la regolazione dell'espressione genica, le nuove frontiere della genetica, le tecniche del sequenziamento del genoma e le loro applicazioni. Chiaramente questa parte penso che la pubblicherò domani, la tratterò domani, anche perché nel frattempo comunque non è che chi partecipa anche al concorso docenti sta comunque studiando, stiamo lavorando, quindi non è che c'è tanto tempo. Quindi la domanda fondamentale, anche per chi si troverà a guardare questo video e lo troverà interessante e divulgativo, è appunto che cos'è il gene, che cos'è il gene, come si ereditano le malattie genetiche. Che cos'è il gene? Mi sono trovata a fare una lezione con i ragazzi delle superiori dove appunto mi chiedevano: professoressa, ma che cos'è il gene? Non abbiamo capito, è un concetto astratto. In realtà il gene, come rispondono tutti i professori, come rispondo anch'io, è una porzione di DNA, una porzione concreta di DNA. Oggi noi conosciamo i geni, sequenziamo i geni, estrapoliamo, ricombiniamo, inseriamo i geni all'interno di un altro vettore, quindi i geni sono un qualcosa di profondamente concreto che noi pratichiamo in laboratorio, quindi noi conosciamo bene i geni. Quindi noi distinguiamo una genetica mendeliana, la genetica di Mendel, il padre della genetica, che alla fine dell'Ottocento, appunto, con questi esperimenti ha dato vita a quelle che sono le leggi della genetica che conosciamo anche oggi e che applichiamo anche oggi. Però all'epoca, per chi mastica un po' di storia della scienza, sa che gli scienziati non avevano preso in considerazione, non avevano dato la giusta importanza a questi esperimenti. Le definizioni le ho prese semplicemente da Treccani per essere più tranquilli, per stare più tranquilli, più sereni, che siano proprio definizioni adatte, però in generale io criticavo molto i miei professori dall'università ormai 10 anni fa, più di 10 anni fa, che mi facevano comprare e usare questi libroni, tra cui l'Alberts, che è proprio di biologia molecolare, ma adesso li ringrazio perché comunque hanno dato delle basi forti a quello che è lo studio della genetica, della biologia molecolare. Per gene si intende quindi una funzione, un'unità funzionale del genoma localizzata in una zona specifica di un cromosoma, detto locus, responsabile della trasmissione dei caratteri ereditari, costituito da una sequenza di DNA che codifica per una specifica proteina. Negli organismi diploidi, quindi la cellula diploide con un assetto cromosomico normale, fisiologico, è presente in due forme alternative chiamate alleli, che determinano il carattere che si manifesterà nell'individuo. Qua non mi sono soffermata perché do per scontato che si sappia la differenza tra genotipo e fenotipo. Il gene dominante
il cui carattere si manifesta quando è presente sia allo stato omozigote sia a quello eterozigote, il gene recessivo, il cui carattere si manifesta solo nella condizione di omozigosi, in quanto la sua azione allo stato di eterozigote è mascherata da un allele dominante. Per genetica cosa intendiamo? Per genetica intendiamo il ramo della biologia che si occupa del materiale ereditario, cioè della sua struttura, del suo modo di funzionare, della modalità della sua trasmissione sia da una cellula alle sue discendenti. Se si tratta di cellule dello stesso organismo si parla di genetica somatica, sia da una generazione all'altra di organismi pluricellulari e della sua storia evolutiva. La genetica può essere suddivisa secondo modalità differenti in base al criterio o più frequentemente alla combinazione di criteri adottata nei singoli casi. Il primo criterio è costituito dall'approccio e dal livello di analisi, il secondo dal fine, il terzo dal materiale biologico in esame. Su questa base distinguiamo la genetica formale, la citogenetica, la genetica biochimica, la genetica molecolare, la genetica delle popolazioni. Ora non mi sono occupata né di citogenetica, né di genetica biochimica, né di genetica delle popolazioni, perché me ne occuperò in futuro, perché questa non era la sede, ma anche perché non intendo fare una lezione lunga per non stancarvi e per non annoiarmi dal momento che queste sono nozioni importanti di uso comune. La genetica formale studia i meccanismi di trasmissione dei caratteri ereditari. Ora sappiamo che i geni risiedono nel DNA e si trasmettono in forme alternative diverse, dette alleli. Questi, a seconda dei casi, si comportano l'uno rispetto all'altro come dominanti, codominanti o recessivi. Tra la genetica formale e la genetica molecolare, la genetica biochimica ha fatto da ponte fornendo spunti per il passo decisivo verso la nozione di gene strutturale, gene. È una delle tappe del percorso che ha portato alla corretta impostazione del problema del codice genetico. La genetica molecolare ha portato alla conoscenza della natura chimica e del modo di funzionare dei geni, o meglio del DNA nel suo complesso. Ad oggi infatti sappiamo che un gene contiene l'informazione necessaria alla sintesi di una proteina. In una prima fase, detta proteica, si parla di una fase storica degli anni 40, queste informazioni si sono ottenute indirettamente, cioè per interferenza dalle proprietà delle catene polipeptidiche, sfruttando le relazioni bionivoche tra queste e i geni strutturali corrispondenti. In residui amminoacidici rispondono ad N-triplette. N residui amminoacidici corrispondono ad N-triplette. Un certo residuo amminoacidico in una certa posizione della sequenza della catena polipeptidica corrisponde a un certo codone, oppure a uno dei codoni che codificano per quello amminoacido, nella posizione della sezione codificante del suo gene strutturale. In una seconda fase, iniziata negli anni 80, quindi 40 anni dopo, il DNA è stato studiato direttamente a livello sia strutturale che funzionale. Oggi comunque è diversa anche la sensazione della biotecnologia nell'attualità, perché quando io andavo al liceo e mi sono diplomata nel 2008, quindi molto più di 15 anni fa, nei miei libri di scienze la biotecnologia non era contemplata, non come è contemplata oggi. Quindi i ragazzi al liceo studiano la biotecnologia, ci sono degli istituti proprio dove si studia anche meglio
la genetica, la microbiologia, liceo scientifico, liceo classico, liceo delle scienze umane, si studia la biotecnologia, si studia la genetica, quindi mi sono trovata anche a spiegare il dogma centrale della biologia molecolare e potrebbe sembrare ostico cercare di metabolizzare queste teorie, proprio il concetto che dal gene, dal DNA si codifica una proteina e che la forma della proteina ne dà la sua funzionalità, può sembrare lontano dalla nostra immaginazione e nella nostra vita pratica e tecnica, invece è vicinissimo e sempre più la biotecnologia fa parte proprio della formazione proprio di base di ognuno di noi, quindi è cambiato molto il modo di rapportarsi anche alle biotecnologie di quando io andavo al liceo tanti anni fa. Sulla scorta di queste evidenze, quindi, oggi studiamo la genetica delle popolazioni che ha per oggetto di studio la popolazione, cioè un insieme di individui della stessa specie che, oltre a essere potenzialmente interfecondi, si incrociano effettivamente tra loro in modo del tutto casuale, chiaramente. La genetica delle popolazioni è la base della scienza che studia l'evoluzione genetica e soprattutto la speciazione o la microevoluzione. La parte di essa che si occupa della popolazione umana si è rivolta alla formulazione di ipotesi ragionevoli riguardo alla sede e all'età dell'origine dell'uomo, nonché alla sua successiva diversificazione in gruppi distinti, le cosiddette razze, e poi ha elaborato un drastico ridimensionamento dell'entità di questa diversificazione. Grazie agli studi sulla popolazione sappiamo che all'interno di un pool genico, nonostante gli alleli dominanti, vengono mantenuti i caratteri recessivi, non vengono gradualmente eliminati dai dominanti. Questo è un effetto della normale ricombinazione genica. Quindi un gene continuerà a possedere un allele dominante e uno recessivo, che indichiamo con A maiuscolo, con una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Nonostante in una popolazione avvengano le mutazioni, cioè i cambiamenti ereditabili del genotipo di un individuo. Per mutazione che cosa si intende? Esistono mutazioni che appartengono a un tratto di DNA e mutazioni che appartengono a un nucleotide. Chiaramente è molto più complesso di come ho tentato di schematizzare qui, molto più complesso. All'università io ho studiato esami di genetica medica, terapia genica, genetica mendeliana, ingegneria genetica, biologia molecolare. È chiaro che è molto, molto complesso studiare il meccanismo di una mutazione, che può essere una mutazione di un codone, può essere una mutazione di una singola base. In ogni caso, quando si parla di mutazioni, si parla di delezione, trasposizione o duplicazione. Le mutazioni sono casuali, possono riguardare sia geni strutturali che geni di regolazione e vengono indotte da fattori esterni come raggi X o raggi ultravioletti, composti radioattivi, sostanze chimiche. Anche qui mi soffermo molto con i ragazzi nello spiegare che effettivamente un agente estraneo, un fattore esterno di questa portata può intercalarsi col DNA, può andare a modificare il DNA e quindi può essere un fattore tumorale. Quindi anche sull'inquinamento mi soffermo molto sui ragazzi su questo punto, parlando appunto di genetica, di biologia molecolare. In genere non hanno frequenze alte le mutazioni, si pensa che un essere umano possiede circa 100.000 geni ed è portatore di 2 nuove mutazioni. La variabilità del codice genetico, quindi negli eucarioti,
è mantenuto attraverso diversi tipi di strategie. Con la riproduzione sessuata si favorisce la variabilità tramite assortimento indipendente durante la meiosi, crossing over e ricombinazione genica, combinazione di due genomi parentali al momento della fecondazione. Ad oggi, con le applicazioni delle biotecnologie e dopo la scoperta del DNA del 1953, è possibile tagliare e cucire il DNA, modificarlo e impiantarlo in altri organismi per una combinazione genetica nuova. Oggi in laboratorio e in ricerca operiamo facilmente tecniche di ingegneria genetica, terapia genica, genetica molecolare, biologia molecolare, creando DNA ricombinanti, clonaggi, produzioni di piante e animali trasgenici. Mendel alla fine dell'Ottocento eseguì degli incontri artificiali asportando antere di un fiore e cospargendone lo stigma con il polline di un fiore di un'altra varietà. Scelse per questi esperimenti 7 caratteri. Dalla pianta di pisello scelse la forma del seme, il colore del seme, la posizione del fiore, colore del fiore, forma del bacello, colore del bacello, altezza del fusto. Chiaramente anche qui si parla di linee pure, quindi anche con i ragazzi mi soffermo sul fatto che i caratteri umani sono come per esempio i capelli, gli occhi, però è molto più complesso poi la variabilità che si viene a creare proprio nella vita vera, non solamente nei caratteri delle linee pure del pisello. Però Mendel è stato il padre della genetica, un grande veramente scienziato che ci ha aperto le strade proprio per quello che noi studiamo oggi, per quello che noi conosciamo oggi. Quindi Mendel, incrociando le linee pure di piante dai semi gialli con linee pure di piante dai semi verdi nella generazione parentale che chiameremo P, nella prima generazione filiale F con 1 si ottengono ed egli ottenne unicamente individui dal seme giallo, mentre l'altro carattere sembrava scomparso. Inoltre, lasciando che gli incroci di prima generazione si autoimpollinassero, nella seconda generazione filiale F2 si riscontrava la ricomparsa dei caratteri recessivi posseduti dalla generazione parentale P. A Mendel quindi dobbiamo la legge della dominanza, ma anche la legge della segregazione, per cui abbiamo che i caratteri vengono ereditati uno dalla madre e uno dal padre. Questi fattori si separano all'atto della formazione dei gameti e uno solo di essi viene trasferito al figlio. Infatti, a prova di ciò, nella generazione filiale F1, tutti gli individui ereditano un fattore dalla madre e uno dal padre e manifestano il dominante. I caratteri recessivi nella generazione filiale F2 ricompaiono con una frequenza costante, pari al 25%, ossia un individuo su 4 mostra il carattere recessivo. I geni vengono indicati con la lettera maiuscola, ripetiamo, per i dominanti e minuscola per i recessivi. Alleli omozigoti sono entrambi recessivi, o dominanti, qua ho sbagliato, c'è una maiuscola. Alleli eterozigoti possiedono diversi alleli. Il quadrato di Punnett, che non ho inserito ma tutti conosciamo, no? Io parto già dal presupposto che le basi sono conosciute, parlo ad un pubblico che già conosce proprio i rudimenti, permette di visualizzare facilmente le combinazioni tra caratteri. I cromosomi sono portatori dei geni, la coppia di alleli risiede sui cromosomi omologhi, i quali si separano durante la meiosi e ricombinano attraverso la fecondazione. Quindi, oltre alla legge della segregazione, Mendel postula una seconda legge, quella del riassortimento indipendente.
nella formazione dei gameti, le coppie di fattori che determinano i caratteri diversi segregano, cioè si separano indipendentemente le une dalle altre. L'evoluzione biologica oggi conferma che tra gli alleli esistono interazioni alleliche, per cui negli eterozigoti possono essere espressi entrambi gli alleli. Tra le interazioni alleliche, ora non mi sono soffermata, non sono andata nel profondo, ma conosciamo che può accadere, che può esistere una dominanza incompleta, una codominanza o un'allelia multipla. Esistono anche interazioni geniche, per cui l'espressione di un gene è dipendente da quella di altri geni, come nell'epistasia. O l'espressione genica di un carattere può essere determinata da più geni, come nell'ereditarietà poligenica. L'espressione di un gene può essere che influenza più caratteri, come nella pleiotropia. Il genoma cellulare si modifica naturalmente nelle popolazioni. Ad esempio, i virus inseriscono il loro DNA nella cellula batterica per riprodursi. Chiaramente io mi sono laureata alla magistrale con una tesi sulla COX-2, mentre alla triennale mi sono proprio laureata con una tesi sulla trasformazione, dove appunto descrivevo dettagliatamente come il batteriofago, un virus che si chiama batteriofago, infetta un batterio per replicare il suo DNA. E anche ragazzi, oggi i libri sono abbastanza completi, esaustivi su questi esempi, dove appunto si vede il batteriofago che infetta la cellula e dona il suo DNA tramite il pilo, e quindi è un complesso di proteine abbastanza importante, che però non viene descritto, che attraccano sul batterio, inseriscono questo batterio all'interno inseriscono questo DNA virale all'interno del batterio per fare in modo che si riproduca. Quindi in questo senso la variabilità avviene naturalmente nelle popolazioni. Dai batteri poi abbiamo scoperto che piccole molecole circolari di DNA che sono all'interno del batterio sono dotate di un meccanismo di riproduzione autonoma. Questi sono detti plasmidi. Questa è una cosa molto importante al fine del clonaggio. Infatti li usiamo per trasferire geni da un tipo di organismo all'altro tipo di organismo. Per tagliare il DNA poi usiamo gli enzimi di restrizione. Per ricucire il DNA usiamo la DNA ligasi. Chiaramente qua ho detto solo il necessario, però su internet, tra CRISP, tra tutti gli altri metodi che abbiamo studiato di taglia e cuci, ce n'è da discutere. Ora sto facendo semplicemente una lezione introduttiva, senza entrare nel dettaglio. Partendo da una molecola di RNA, possiamo arrivare alla formazione di una molecola di DNA tramite una trascrittasi inversa. Quindi da mRNA otteniamo il gene codificante per una proteina. Possiamo quindi ottenere proteine di interesse ricombinando in maniera mirata il DNA. Prendiamo un gene di interesse, lo facciamo combinare con un plasmide, otteniamo il DNA ricombinato e lo inseriamo in una cellula. La cellula farà la sintesi proteica della proteina che noi abbiamo selezionato tramite questo clonaggio. Quindi la cellula clona individui tutti uguali che hanno il plasmide modificato. Poi ho fatto degli esempi, in questo modo otteniamo facilmente insulina, ormone della crescita, il fattore ottavo. Ogni cellula dell'organismo contiene 46 cromosomi nel suo nucleo, distribuiti in coppie. 44 sono detti autosomi
che si trasmettono con i caratteri del soma e 2 sono gonomi che si trasmettono sui cromosomi sessuali. All'interno dei cromosomi sono situati i geni, allineati longitudinalmente portatori dei caratteri ereditari. Ogni gene occupa un locus, sempre lo stesso per il gene di interesse. Quindi noi sappiamo dove trovare un gene che ci interessa perché ne conosciamo il locus. Maggiore è la vicinanza tra geni, maggiore è la probabilità che questi geni si trasmettono in blocco per crossing over o scambio. Nei gameti, quindi, spermatozoo e cellula uovo, al momento della meiosi, ciascuna coppia di cromosomi si divide nei suoi 2 elementi, senza che i cromosomi si replichino. Quindi si formano cellule aploidi dalla meiosi, ossia che hanno 23 cromosomi. Con la fecondazione c'è l'incontro tra cromosomi omologhi, uno di origine paterna, l'altro di origine materna. Quindi si formeranno cellule diploidi con 46 cromosomi. Una variazione della sequenza di base del DNA di uno specifico gene porta a una mutazione. Qua mi sono occupata un po' delle malattie che ci interessano. Le malattie genetiche ereditarie le conosciamo, le maggiori. Tra queste la talassemia, l'emofilia, il daltonismo, la fibrosi cistica, l'albinismo, la distrofia muscolare e la neurofibromatosi. Ci sarebbe molto da dire, anche qui ho studiato tanti esami, patologia generale, patologia molecolare, farmacogenomica, farmacologia, quindi ci sarebbe tanto da dire, però soffermiamoci sui concetti più importanti. La talassemia o anemia mediterranea è caratterizzata da microcitemia, ossia i globuli rossi sono più piccoli, sono incapaci di trasportare bene l'ossigeno e sopravvivono di meno. Il portatore sano, che ha quindi una beta-talassemia minor, è talvolta pallido, astenico, ha ereditato una malattia da uno solo dei genitori. Il portatore sano non è quindi un caso grave. Caso grave può essere la beta-talassemia major, che ho scritto male, devo aggiustare la slide, non riesce a correggere l'anemia, quindi porta l'organismo a un'espansione midollare, deformazione delle ossa, il deposito di ferro assorbito si accumula in determinate parti del corpo, in eccesso. C'è un danno al fegato, un danno alle ghiandole endocrine, danno al pancreas, danno al diabete e si favoriscono le complicazioni cardiache che portano in questo caso spesso alla morte. La distrofia muscolare un attimo che non trovo qui sul mio PDF. La distrofia muscolare di Duchenne è una malattia recessiva legata al sesso, a volte chiamata distrofia muscolare pseudo-ipertrofica. Si manifesta con una incidenza di circa 30 nati maschi su 100.000 nati vivi. I bambini colpiti dalla condizione distrofica cadono di frequente, hanno difficoltà a giocare, corrono con fatica. Intorno ai 5 anni la condizione si aggrava. L'emofilia è una malattia legata al sesso di carattere recessivo, cioè compare nei maschi e viene trasmessa dalle femmine. Dal momento che la coppia di cromosomi sessuali negli uomini è XY, se la X è ereditata dalla madre è difettosa, l'uomo
sarà malato. La donna invece può essere portatrice sana con la madre con 2 alleli normali e il padre con la malattia. Distinguiamo quindi la deficienza di fattore ottavo di tipo A e di fattore nono di tipo B, emofilia di tipo B. L'albinismo è una patologia dovuta a una combinazione di alleli recessivi, i quali determinano una scarsa produzione di melanina. La pelle è soggetta a più rischi di cancro e a un rapido invecchiamento. Gli occhi sono esposti a danni pericolosi. L'albinismo può presentarsi in forma totale o parziale. La fibrosi cistica è una malattia autosomica recessiva dovuta a mutazioni di un gene sul cromosoma X. È caratterizzata da infezione cronica delle vie aeree, insufficienza pancreatica esocrina, anormale degenerazione delle ghiandole sudoripare, disfunzione urogenitale. La neurofibromatosi è un complesso di patologie. Sono almeno 7 patologie genetiche accomunate dalla presenza di tumori benigni nei nervi. La forma più frequente è la neurofibromatosi di tipo 1, che colpisce un nato ogni 300.000. Nei primi anni di vita si distingue dalla presenza di almeno 6 macchie di color caffè. Con il passare del tempo compaiono i neurofibromi. La neurofibrosi di tipo 1 si associa nel 20% dei casi a tumori cerebrali ed extracerebrali. Per il 30 e il 40% dei casi a dei disturbi di apprendimento come scarsa memoria, difficoltà di lettura, di concentrazione, scrittura o linguaggio e necessita di un supporto adeguato fin dalla infanzia. Il daltonismo è un difetto della vista per cui il soggetto non distingue il rosso dal verde. È una malattia legata al cromosoma X. Gli uomini manifestano il carattere, mentre le donne sono portatrici. Si riconoscono 3 forme di daltonismo: la cromatopsia totale, la discromatopsia, la triconatopsia anomala. Queste sono le fonti che ho utilizzato per le definizioni Treccani online, poi ho studiato dai manuali DISES che stiamo studiando, che molti stanno utilizzando, e io ho tanto materiale a casa dai miei che adesso non trovo qui, tanti libri di genetica che probabilmente prenderò quando tornerò a casa dai miei, quando avrò il tempo, perché non ho il tempo, mi manca il tempo, e ho studiato dall'Alberts, quindi l'Alberts l'ho qui perché è l'enciclopedia base del biologo. Probabilmente quindi domani continuerò con questa serie di interventi sul continuo di questa lezione e poi farò un UDA, una programmazione, una semplice programmazione e una lezione, sia per medie che per superiori. Probabilmente anche un esperimento, non lo so, vedremo. Grazie, ciao.